Buongiorno e buona domenica dal TG del Friuli Venezia Giulia della RAI. Dunque apriamo con gli eventi a Tarcento per la Fieste de Patrie dal Friul, con cui si celebrano i 947 anni dalla Costituzione dello Stato patriarcale friulano. Giornata ricca di iniziative dedicata alla cultura e alla identità del popolo friulano, un patrimonio da tutelare, è stato ricordato, ma anche una ricchezza da coltivare e ampliare. Antonio Di Bartolomeo. È stato a Tarcento quest'anno a festeggiare la nascita della patria del Friuli, avvenuta il 3 aprile 1077 per decisione dell'imperatore Enrico IV. A far da contorno alla manifestazione ovviamente la bandiera blu con l'aquila gialla che molti dei sindaci presenti avevano appuntata sulla fascia tricolore. Una festa che unisce aspetti civili e quelli religiosi. La messa è stata celebrata in marilenghe da rappresentanti delle 3 diocesi friulane, con preghiere anche in sloveno e tedesco. La parte civile si è aperta con l'esecuzione dell'inno del Friuli, poi la lettura della bolla imperiale che istituì la patria e il passaggio di consegne dal comune che l'anno scorso aveva ospitato l'evento, che apriva a rappresentare la regione l'assessore alle finanze Barbara Zilli. Da parte sua l'annuncio di un impegno della giunta affinché il friulano sia incluso tra le lingue ufficiali di Go 2025, capitale europea della cultura. Dire che lingua ufficiale di questa grande manifestazione è anche la lingua friulana è una sfida alla quale lavoriamo per dare dignità a tutto questo grande lavoro che il popolo friulano ha fatto anche a Gorizia. Organizza ogni anno la manifestazione l'Arlef, l'Agenzia regionale per la lingua friulana. Ci stiamo impegnando molto sulle scuole, ma soprattutto per quello che riguarda la cognizione di quello che appunto è il Friuli, quindi il fatto che i friulani si sentano sempre più friulani, ma soprattutto che conoscano bene le basi della storia, dell'identità. Sul palco di Sala Margherita, l'ACLIF, l'Assemblea della Comunità Linguistica Friulana, ha esposto uno striscione per chiedere più Friuli in RAI.